Il Consiglio regionale oggi è chiamato ad esprimersi su quanto afferma in sostanza l'articolo 2 della nostra Costituzione, ovvero la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Cos'è una formazione sociale? Nel diritto costituzionale sono le formazioni spontanee che sono tipiche del raggrupparsi dei singoli in seno allo Stato, come la famiglia, la scuola, i partiti, i sindacati, le associazioni e tutte le comunità intermedie sulle quali poggia la vita associata. Ecco perché i lungimiranti padri costituenti, cui sempre meno la politica attuale sa riferirsi, per larghezza di vedute ed elevato senso di rappresentanza, parlano di formazioni sociali. La famiglia e l'unione civile, di fatto, perciò coincidono. La famiglia e l'unione civile rappresentano entrambe un luogo di riconoscimento di questi diritti, i quali devono essere tutelati giuridicamente allo stesso modo. Non per nulla la legislazione europea non fa altro che suffragare questa visione. Infatti, la risoluzione dell'Unione Europea sul rispetto dei diritti umani del 2000, il Parlamento europeo ha chiesto agli Stati di garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate ed alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alla famiglia tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali. Questo non equivale solo a inserire in una legge una serie di convenzioni frutto di un compromesso politico, ma è la perfetta traduzione legislativa di ciò che già avviene nella stragrande maggioranza delle società più evolute, alle quali tutti i giorni siamo soliti richiamarci. Non considerare tutto questo è appunto chiamarsi fuori da ogni moderno contesto internazionale. E a questo proposito vorrei ricordare che gli unici paesi dell'Unione Europea che non riconoscono le unioni civili sono Bulgaria, Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Italia. Capire quale accettabile presupposto etico o filosofico stia alla base del tentativo discriminatorio nei confronti delle coppie dello stesso sesso, che è il vero snodo del problema, costituirebbe una vera impresa, anche se c'è da dire che ancora, purtroppo, la religione esercita un peso non indifferente su certe visioni sociali. Se la Corte Costituzionale, tramite diverse sentenze, riconosce alle coppie omosessuali l'aspirazione a determinati diritti, sinceramente fatichiamo a capire quali possano essere i diritti giuridici cui tali coppie debbano essere interdette. Il loro matrimonio civile perciò è da considerarsi sacrosanto. Concludendo, è tempo che l'Italia si adegui al resto del mondo occidentale e all'Unione Europea, della quale tanto ci vantiamo di far parte solo quando ci fa comodo, e si doti di una legge sulle unioni civili che ponga fine ad ogni speculazione sulle coppie di fatto, equiparandole in tutto e per tutto al contratto sociale per eccellenza conosciuto con il nome di matrimonio. Solo in questo modo potremmo evitare arrampicamenti giuridici come quello che sta alla base della circolare del Ministero dell'Interno del 7 ottobre, la quale, rivolgendosi ai sindaci, chiede pretestuosamente il ritiro e la cancellazione della trascrizione nei registri dello Stato civile dei matrimoni contratti all'estero, asserendo che la disciplina dell'eventuale equiparazione di matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e la conseguente trascrizione di tali unioni nei registri dello Stato civile rientrano nella competenza esclusiva del legislatore
dimenticando che il matrimonio contratto all'estero riveste tutti i tratti dell'unione civile, atta a preservare ai coniugi i diritti sanciti dalla Costituzione italiana. Concludo citando, con una citazione di Gino Strada che condivido pienamente, ovvero: i diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, tutti, altrimenti chiamateli privilegi. Grazie.